Denunciata con forza la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2024 alla Corte d'Appello di Venezia, la carenza di personale di cui soffre a tutti i livelli la magistratura in regione rappresenta uno dei problemi più gravi che deve affrontare l'amministrazione della giustizia in Veneto. Tutto il sistema per le assunzioni che è stato inaugurato, che si è aperto per rimpinguare l'organico di magistrati, è stato fatto lo sappiamo, un magistrato non lo crea in 3 mesi. Come i medici non li ricrei in 3 mesi, perché parliamo anche di problematiche anche estese. Sulla questione anche del personale amministrativo, anche questo veramente preoccupante, da anni lo trasciniamo, adesso vediamo che ci sono delle assunzioni, sono sempre dei modi per affrontare. In una carenza di organico generalizzata in tutta la regione spicca ancora una volta la situazione delle sedi degli uffici giudiziari di Venezia, i più evitati dal personale, sia per i disagi logistici negli spostamenti in laguna, sia per i prezzi che riducono il potere d'acquisto rispetto alle altre città. Sì, mancano magistrati, mancano amministrativi. Noi da parte nostra abbiamo finanziato la cittadella della giustizia, sta andando avanti, ce l'hanno sempre riconosciuto, ce lo riconoscono. Dobbiamo lavorare tutti insieme, nessuno deve togliersi, bisogna guardare in faccia i cittadini con l'occhio limpido, tutti facciano il proprio dovere. L'amministrazione della giustizia non è basilare solo nella repressione dei reati, alcuni particolarmente preoccupanti come il radicamento dei grandi gruppi di criminalità organizzata in Veneto, ma anche in ambito civile, nella garanzia di tempi certi delle procedure che è condizione basilare per aziende e imprenditori. Se arrivasse l'autonomia, cambierebbe qualche cosa per la macchina della giustizia in Veneto? Ma è stato accennato dall'avvocatura proprio questa mattina che la speranza che ad esempio su tutto quello che è la giustizia di pace possa avere, diciamo, uno spazio. Noi un po' di autonomia l'applichiamo già, noi siamo stati la prima regione d'Italia, siamo ancora gli unici ad avere un accordo per il quale si possono, diciamo, far scorrere graduatorie della regione del Veneto per le assunzioni direttamente nell'ambito della magistratura.